buonasera, ben ritrovati. Siamo tornati a Borgoricco per continuare la nostra straordinaria avventura. Il nostro viaggio si fa sempre più interessante, dove la storia corre in fretta e si fonde con il futuro. Ed eccomi con Maria Chiara Franchin, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Borgoricco. Buonasera Maria Chiara. Buonasera a lei. Borgoricco è veramente un'opera d'arte nel suo complesso, non possiamo tralasciare il comune. Esattamente, è un museo a cielo aperto. Aldo Rossi ha ideato questo comune, questa piazza, questo municipio, ha richiamato gli elementi del luogo, ha richiamato soprattutto la Villa Veneta, infatti abbiamo queste due ali che abbracciano un po' anche la piazza e questa piazza è anche proiettata al futuro. In questa piazza avvengono tantissime manifestazioni di interesse, è una piazza viva, è una piazza però che ricorda anche i caduti di Borgoricco, abbiamo anche il monumento molto bello dedicato ai caduti, sì. È il cuore pulsante del paese. Maria Chiara, mi hanno detto che in questo comune avete una sala consiliare che è veramente un'opera d'arte assolutamente da far vedere ai nostri telespettatori. Ed è un piacere accompagnarti. Ci troviamo nella sala consiliare, partiamo da un soffitto fatto in un modo particolare, somiglia quasi a un fondo di una barca rovesciato. Effettivamente il soffitto è a carena di nave ed richiama un po' il palazzo della Ragione di Padova che ha la stessa struttura. È molto interessante anche il colore che si è voluto dare alle pareti. È certo, un dettaglio che non è a caso. Esattamente, è stato scelto anche questo da Aldo Rossi ed è un celeste cosiddetto della Madonna. Celeste della Madonna, che bel nome. Molto bello perché a parte così è distensivo, cioè quindi la persona che entra in questa sala non si trova intimorita dalla autorevolezza della sala, no? Perché è la sala consiliare dove si decide la vita amministrativa di un paese, quindi vengono anche fatti molti matrimoni, bisogna dire, su questa sala, quindi è amata anche dagli sposi. Troneggia nella sala consiliare del comune di Borgoricco il confalone, lo spieghiamo molto velocemente ai nostri telespettatori. Sì, il confalone rappresenta le caratteristiche del territorio di Borgoricco, in modo particolare abbiamo i tre fiumi che lambiscono il territorio nella parte alta, abbiamo la rappresentazione del Castellaro che era appunto una zona medievale dove c'era un castello, la rappresentazione del leone alato che rappresenta i signori di Borgoricco, i nobili che c'erano a quell'epoca, e poi abbiamo la rappresentazione del graticolato con le cinture, i quadrati e quant'altro. Naturalmente il confalone è un simbolo di appartenenza, insomma, della cittadinanza. Più di 30.000 volumi in questa che è la biblioteca del comune di Borgoricco. Più di 30.000 volumi e una sezione particolare dedicata alla storia locale che noi ci teniamo molto, soprattutto per trasmettere anche alle nuove generazioni i valori del territorio. Abbiamo però anche un progetto molto ambizioso che è quello di riunire il patrimonio di Cesco Tomaselli che ci ha lasciato. Chi ha occasione di venire a Borgoricco avrà anche la possibilità di avere tutta la letteratura del Novecento e soprattutto per quanto riguarda il reportage giornalistico del Novecento. Certo, un progetto ambizioso e importante. Moltissimo. Ed eccomi con l'onorevole Alberto Stefani. Buongiorno onorevole Stefani. Buongiorno Ida. Qui in doppia veste di sindaco di Borgoricco. Un piccolo paese, ma un paese ricco di tante cose. Sì, ricco soprattutto di storia, è un paese che custodisce gelosamente la centuriazione romana. I reperti, sindaco, sono stati trovati però in una vasta area attorno a Borgoricco. Sono stati trovati attorno a questa vasta area, anche soprattutto da privati cittadini, e poi vengono custoditi in questo magnifico centro civico che all'interno ha sia il teatro, sia il museo civico, e tutto il complesso è titolato ad Aldo Rossi. Che poi ne parleremo. Meta soprattutto di scolaresche, questo museo. Assolutamente sì. Richiestissimo.
ne siamo assolutamente orgogliosi, perché questo museo è meta di centinaia di scolaresche ogni anno che vengono qui a Borgoricco proprio per visitare il nostro museo, la nostra storia, la nostra cultura, perché poi qui è racchiusa davvero la storia locale di un comune che affonda le proprie radici in età imperiale e repubblicana. Un centro importante disegnato dal famoso architetto milanese Aldo Rossi. Sì, un architetto straordinario. Borgoricco è riconosciuta nei libri di storia dell'arte, questo centro civico è descritto nei migliori libri di storia dell'arte studiati nelle migliori università italiane, e adesso, se ti fa piacere Ida, ti presenterò la dottoressa Silvia Cipriano, la direttrice del museo, che ti aprirà le porte di questo gioiello. Con vero piacere, andiamo. Del museo, il centro civico Aldo Rossi, ne parliamo con la dottoressa Sabrina Magro. Buonasera dottoressa. Buonasera a voi. Alle spalle l'opera che porta il nome dell'architetto Aldo Rossi. È il centro civico, parte dell'insieme del complesso detto centro culturale omonimo. Ci accolgono le pietre bianche del marmo, ma soprattutto si percepiscono i toni dei mattoni, che così volle lui, l'architetto, che pensò ogni dettaglio per questo luogo dedicato alla vita sociale e culturale di Borgoricco e del territorio. Dottoressa, ma chi è stato Aldo Rossi? Aldo Rossi è stato un padre dell'architettura del Novecento. Nasce in Lombardia, ma per motivi di lavoro dopo gli studi al Politecnico si trasferisce in Veneto. Sarà un professore allo IUAV, la facoltà di architettura di Venezia, e si stupirà dello stile di vita del Veneto. Lo conoscerà in modo approfondito, soprattutto in questa dimensione rurale, la vita di campagna, il lavoro dei contadini. Ce ne scrive proprio lui, e si stupirà delle grandi opere architettoniche di Palladio, per primo, ma anche dell'idea di questi spazi pubblici destinati alla comunità, come quello del Palazzo della Ragione a Padova. Maria Chiara, Borgoricco non è fatto solo di antichità e di modernità, ma è fatto anche di storie semplici, storie di tutti i giorni, come questo parco che abbiamo alle nostre spalle, che viene vissuto dai vostri ragazzi, oppure come l'oratorio di San Nicolò. Effettivamente Borgoricco ha diversi luoghi molto belli da scoprire. Uno di questi è appunto la chiesetta di San Nicolò in località Favariego. Direi proprio che è il caso di andare a vedere anche queste meraviglie, queste cose semplici che però al nostro pubblico da casa piacciono tanto. Andiamo. Da sempre uno dei luoghi di incontro per pregare, situato nella località Favariego, è uno degli edifici di culto più antichi del campo sampierese. Pensate che la sua costruzione risale al 1192. Andiamo a parlarne con il signor Dante. Buonasera signor Dante. Buonasera e benvenuta. Grazie, ha visto, sono entrata ed è venuto fuori il sole. Che spettacolo, di buon auspicio. Aspettava solo lei. Assolutamente sì, che arrivassi qua dentro. Signor Dante, le volevo chiedere in che posto siamo qui, in che parte del territorio sorge questa chiesetta? Questa chiesetta dedicata a San Nicolò si trova nella località di Favariego, una piccola località a nord della centuriazione romana. E qui vicino passa il Muson Vecchio. Io so, mi hanno detto che questa chiesetta adesso è intitolata a San Nicolò, ma principalmente, originariamente, era dedicata a San Michele Arcangelo, è vero? San Michele Arcangelo, che lei lo sa bene, che era custode dei guadi. Dei guadi. Ma San Michele era un santo caro ai Longobardi. Sì. Sicché i Longobardi si sono installati nella zona e hanno dedicato la chiesetta a San Michele. A San Michele. A San Michele, passata poi a San Nicola. Vogliamo vederla bene bene bene. Lei mi diceva è un peccato perché sono state aperte nel tempo alcune finestre e alcune porte e sono andate ad intaccare delle opere d'arte che c'erano sotto. Sotto la malta abbiamo scoperto che c'erano queste, però a favore della cittadinanza posso solo dire che è stato merito loro che
Questa chiesetta è stata salvata, diciamo, Sì. perché in altre occasioni il deperimento e il tempo distruggeva praticamente tutto quanto, e bisogna ringraziare ancora i cittadini di Favariego. Questa bella chiesina è stata costruita, edificata nel 1192, però è stata consacrata più È avanti. stata consacrata più avanti il 26 settembre 1309 dal vescovo di Padova Pagano della Torre. Abbiamo delle opere antiche, abbiamo degli affreschi antichi. Cos'è che rappresentano questi due affreschi molto belli? Questo è un San Giorgio che uccide il drago, Sì. come si vede chiaramente. Sì, sì. Mentre alla destra, alla nostra destra, abbiamo San Cristoforo che salva il bambino Gesù dalle acque, sempre legato a San Michele, protettore dei guadi. Certo, legato alla tradizione All'acqua. longobarda. Signor Dante, grazie per averci accolto e per averci spiegato molto bene la storia di questa bella chiesetta. Io la saluto ed esco a salutare anche i nostri telespettatori. Grazie a lei e colgo l'occasione di salutarli anch'io. Grazie, signor Dante. Grazie. Potete immaginare la suggestione di questi luoghi antichi che hanno ancora molto da raccontare, ed è per questo che io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. E vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata.